tempur de carnovali. Su carnovali tenet una storia antica meda, ci affonda da sa raici nel sua senza preistoria e ribada finas er dir nostrasa. D'ogna generazione alla sausa rastu su. Su carnovali tenet e figurar medas, ci con su tempus si vunta a mescurasa suna a sattera. Su carnovali corrisponde di oe a s'accabbo di sierru, di fattisi comincia da sa vine vaschigedda e durada finas a su comincio sa caressima. Incidene de medas cosa ci si potente narriri de su carnovali, ma oe eus allegari solo des cosa ci funti lumpiasa finas er dir de oe. Allegausu può fare un esempio de martis perra o martir berre. Commente nos in arda su glossario de Soppusculu su Maimulu, scritto de Mauro Lui e patrocinao de su comune de Gairo, a sa pagina 56, martis perra gli ha da per essere un altro modo de narriri martir berre, poiché d'ogna idda dene de sa maniera sua de due pronunciari, ma su significado il suo proprio. Esistenti varie storias po significado de questo nomene, tutto bellas e tutto contant a particolari differentes. Sa die martis perra o martir berre corrisponditi a su martesi ci precedete sa data cristiana de su merculir de cinisu. Secondo un'interpretazione, su termine è sformao de s'unione di due foeddos, martisi e berri. Martisi è da per il ribari di suo nome de sa divinità latina Marte, de sa gali ieni di suo nome de sa die sagita Martisi. Berri, invece, è da per derivare di suo latino verris, de su gali ieni di peris italiano verro, e in sardu berre, e sa narriri su mascolo di su porcu non crestau, de su gali su brusa resta este su sirvone. In base a questi consideros, ci unius do significaus ottenius espressione sirvone de Marte. A questo proposito accattaus un conto antico ci narra che a su comincio de sa vita sa terra, in pruso der mattas e de sferas selvaticas, fu popolà de deos e de homminis. Ir deos non furinti commente su Deus ci imparava a conoscere grazie a sa storia di Gesù, ci nos allega di un'unica potenza suprema, ci na tempus e mortali. In generale il rapporto tra Deus e homminis volenti paciosos, ma divinidadis costumanta a donari punizioni severas a mortalis quando non si comportanta ene. D'ogna città viene da consacrare a un Deus, possugare il cittadinus faiant edificius sacrus e tempius. Durante is festas dedicate al Deus, a parte su sacrificio de animalis, is poetas cantanta e contanta contos e storias dedicate al divinidadis ceniant trasmittias de una generazione a s'attera. Una de queste divinidadis fu Marte. Eia, proprio su deur Marti, cussu arrenegosu, cussu gravasone, ci dibragia da brigare con tottus, cosa ci di fu bagliu su titolo de deur de sa guerra. Vudi un deus importante a su punto che una die sagita di suo calendario nostro e se stetti a dedicare proprio a issu, ci costumata a risolvere problemas con sa violenza e con sa forza. Ci essere associati sa figura de Marte ai gussa di un animale ci vive in Sardegna, su primo ci nos viene da conca esse su sirvone, una vera de sempre considerata nobili, ma su proprio tempo su ittu de sommini commenta un avversario risoluto, a si spesso associava s'idea de sa morte, pomore che preferi di avessiria de notte e pomore che esse de colore igneddu. Vitto che su Deus Marte amata sa guerra e non conoscia da savaci, is omnis oramai orroscius der guerras ed espestas, vitto che a Marte soliata sempre battallando e non conoscia savaci, is omnis oramai orroscius der guerras ed espestas iant pensao de ponere rimedio a questo problema. Una dì il vecchio sprulsapius si furint attoppaus in un barracco e parisi iant decidio de fare una proposta a Marte. Marte è divino, di Antanau.
Noso distimauso di lautausu por marrania arbalente suasa, ma iasa voler appasigari sa gana tua de vari sempre sa guerra, proponenduti de pigari dimora in su tempiu, cinoso umminisi e os affari potui. Accanto teus a partiri po regalu is pur bellar bestias de sa terra, boese, pugiones e sirvones, a manera ci dui di possas nutriri con il nuscus del sacrificiu nostros. Tui, prandu e sazzao des offertas nostras, mas a tenere pur bisogno de movere guerra contras a nisciunus, e noso es ottennere gussu cibrusu disigiausu. Sa paci. Tutti os sábios volent de acordo com questa proposta e volent andare su un ponte in un monte pares con Marte, podem dittare su luogo accanto gli antari de più vari saomo, un luogo preno animali aresses, de fontanas e de mattar de frutto. L'ompius incuni su eccio pro sapio e ha fatto a nome des omnes sa proposta su Deus, ci mancare no essere de meda convinto, pensando a tutte le offerte ci di antarionau, a saccoa e ad accettau. Il giovane stando si volenti possono addirittura abbettare fondazioni di su tempio. Marte si fu seccio con s'armatura brammanti in su cadirone dorau su, e in sora, preda con preda, is omnisi gli antapesau il muro di su tempio. Quando oramai fu interribaus a metà dell'opera, su deo de sa guerra, si ne fu accattau che a questo tempio fu di una presone, difatti si non tenia né gennas né fentanas. Gli antambrollao, ma non ci podia fare nulla, di questa presone non ti podia desire brussu. Tanto a su vele gli avettà una oce vorte, ci fu derribai su rigas del sirvones ci vivianta in spatentes e in giro e su monte. Cusar bestias, spondendo commente a un ordine divino, si fu intietasa ai somnisi con il sannas potentes in soro, sciusciandonde tutto gusto ci agattanta, e vettandonde su tempio presone ci su manus dianta concordau. Oi puru, durante su carnovali, i scarottes ci giranta di nomo a satra, ci non duscumidanta, s'arreneganta e comincianta a andiettare tutto a terra, in arrigodu di su giantavattur sirvones de Marte.